ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Furto alle officine Zen di Palermo, alcune aule della scuola Leonardo Sciascia dove sono state rubate le attrezzature messe a disposizione per i laboratori. Le attività di tappezzeria e falegnameria sarebbero dovute iniziare nei primi giorni di dicembre, ma l'assenza degli strumenti adeguati ne mette a rischio lo svolgimento. Per far fronte al furto, l'associazione Andala ha avviato una raccolta fondi. Via libera al progetto definitivo per completare dopo 25 anni la più grande incompiuta del sistema idrico siciliano, la diga di Pietrarossa nei comuni di Aidone e Mineo, a cavallo delle province di Catania ed Enna. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha infatti dato il proprio assenso all'ultima proposta pervenuta dal commissario straordinario Ornella Segnalini, nominata dal presidente del Consiglio dei Ministri per gli interventi di completamento dell'infrastruttura. Nei primi 9 mesi dell'anno, dei 221 omicidi commessi, 82 hanno avuto come vittime una donna. L'anno scorso erano 90. Sono questi i dati del rapporto interforze curato dalla Polizia Criminale in vista della giornata della violenza contro le donne. Nello stesso periodo le violenze sessuali sono state 4.416, il dato sui femminicidi aggiornato al 21 novembre è di 104 donne uccise. E in chiusura le previsioni meteo, prosegue il maltempo in Sicilia, per domani sono previsti rovesci e temporali, è per questo che la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per tutta l'isola. Persistono venti di burrasca forte dai quadranti occidentali con raffiche di tempesta, forti mareggiate su tutte le coste esposte. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.